A Rosolina oggi giornata importante sempre per quanto riguarda il mondo del mare, una giornata positiva che non ha però spento i riflettori sull'emergenza granchio blu in Polesine. Sentiamo. È la fine di un imponente lavoro di restauro. Ritrova nuova luce a Rosolina, in Polesine, la goletta cattolica di Legambiente, grazie all'impegno che ha permesso di rimettere in sesto la storica imbarcazione. Lunga 24 metri per 5 di larghezza e con una velatura di 233 metri quadrati, è stata varata nel lontano 1936. Nonostante l'età, anziché demolirla, si è riusciti a trovare i fondi per rimetterla in sesto e farla diventare ora sede principale per un nuovo progetto didattico, grazie al quale avvicinare le giovani generazioni all'ambiente e sensibilizzarli al rispetto del nostro pianeta. Qui stiamo parlando di un'inaugurazione di una barca storica che è del 1936 e che oggi diventerà non solo per il Delta del Po ma e non solo per gli alunni delle scuole della provincia di Rovigo di Padova, ma per tutto il Veneto un'aula didattica. Questo per dire cosa? Per dire che lei porta con sé già l'icona del rispetto dell'ambiente, dove gli studenti in questa fase andranno a fare studi e approfondimenti per quello che è i loro studi dell'università. Un'aula didattica nel mare, un mare che è chiamato ad affrontare le nuove sfide dei nostri tempi, sfide generate dai cambiamenti climatici con conseguenze decisamente importanti, in questo caso purtroppo negative anche per il Polesine. Il mar Mediterraneo è un mare chiuso, è un mare che si riscalda più velocemente, innesca tutti quei processi causati dalla crisi climatica che stiamo già vedendo. Da una parte gli uragani mediterranei che sono arrivati sul nostro Mare Nostrum, dall'altra parte le specie aliene come nel caso del granchio blu. Insomma, nella nuova era, nell'era della crisi climatica ci sono nuove emergenze che devono essere affrontate. Emergenze, il granchio blu torna purtroppo protagonista anche nei dibattiti odierni. I numeri dopo tutto non lasciano spazio ad altro, serve un intervento deciso e rapido. Questa è la vera tragedia. Il Veneto produce il 40% delle vongole veraci nazionali, sono 52.000 quintali e questo se le sta pappando tutte a tavolino. E così vale per i 20.000 quintali di cozze e molto altro ancora. Questo non è solo un danno economico, non è solo un danno identitario, ma un grosso danno ambientale, perché questa è una specie aliena che conosce solo un antagonista, il granchio blu, cioè il cannibalismo. Vi ricordo che una femmina fa dai 7 agli 8 milioni di uova, quindi immaginate che crescita esponenziale sta avendo.